Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee aggiornamenti che oggi riguarderanno la piralide e la diabrotica del mais. Piralide: continuano i campionamenti in campo, oltre all'osservazione del modello previsionale, cominciano a essere presenti le crisalidi, quindi ci avviciniamo al momento dello sfarfallamento e delle nuove ovideposizioni. Seguite il bollettino sul sito www.venetoagricoltura.org bollettino colture erbacee, oppure richiedete a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org di essere iscritti alla mailing list e quindi ricevere man mano le informazioni aggiornate via mail. Diabrotica del mais: continuano le emergenze degli adulti. È ormai completata l'emergenza dei maschi e sta continuando l'emergenza delle femmine. Gli adulti di diabrotica hanno una vita lunga, nelle prime fasi hanno una bassa mortalità e quindi in una certa area il numero di adulti tende ad aumentare giorno per giorno per le continue emergenze dal terreno. Quindi continuiamo il monitoraggio con le trappole cromotropiche per vedere cosa dobbiamo fare in futuro. Alla prossima!